Salve Lox ragazzi e bentornati o benvenuti su Useless Video Gamer Italia. Qui con voi come sempre c'è Mike94 e dopo una grande sparatoria andiamo avanti insomma a uccidere altra gente. Spero che il gioco laghi di meno, non ci siano più scatti perché ho risistemato tutto il PC, o meglio mio fratello mi ha aiutato molto col PC e quindi dovrebbe girare molto meglio. Spero che lo stesso varrà anche per FIFA. Lo vedremo poi con le prossime puntate, con le prossime partite. E andiamo. Minchia, povero barista. Per FIFA sì, ci siamo un po' stoppati perché sto facendo anche un po' di Football Manager e vorrei fare una sola cosa, diciamo, calcistica a settimana, giusto per non trattare solo di calcio nel nostro canale, anche che facciamo tante altre cose oltre ovviamente al calcio. E sarebbe figo anche portare anche altri sport come basket eccetera, però io ho NBA, quello un po' più vecchiotto, non l'ultimo. E poi anche, che ne so, sport come rugby, ma non mi pare che sia così facile trovarli. Tanto mi stanno facendo il culo. Ma ce n'è uno qua davanti, ma io credo che sia al piano di sotto. Là intanto c'è Joe, ma sappiamo che Joe ha una mira peggiore della mia, però non andando più tanto a scatti riesco anche a sparare un pochino meglio. Sì, veramente sta andando molto meglio. Mi fa quasi piacere. Ma che stanno facendo? Devo andare io di là per caso? C'è qualcuno? Ah, ok, colpo in testa, levati giù. Grande. Stiamo diventando anche dei cecchinazzi. Intanto qua stanno finendo i colpi. Vabbè, c'ho altre pistole, insomma. Molotov! Di qua, vedo. Non puoi passare di là. Ok. C'è un altro là, quello che credo, presumo abbia lanciato la moto. Preso chi? Ne arrivano degli altri. Da dove? Dall'ascensore? Ti sto aspettando. 3 2. Minchia. Fuori, signore, non abbiamo niente contro di lei. Ma non possiamo scendere con l'ascensore? E dai, giù però, non è che stiamo a fare una scampagnata. Davvero mi sento molto gasato perché il gioco sta andando stranamente bene. Veramente. Ehi, come cazzo faceva a sapere che Clemente stava al cesso? Non sarebbe vivo se fosse scoppiata al momento giusto. Non preoccuparti, lo prendiamo. Vabbè, andiamo a prendere Clemente, non Clemente Russo in pugile. Ma quanto ci mette sta ascensore? Abbiamo premuto il tasto? Ok, cacchio, io mi ero distratto vedendo la, diciamo, bella faccia di giù, diciamo. Prenditi il fucile. Che tutte le nostre armi, diciamo, sono state disperse. Vabbè. Nonostante però non ci siano scatti, la mia mira fa sempre un po' cagare. Prendi quello sulla passerella. Mamma mia. Sulle gambe, c'ho proprio la passione di sparare alle gambe. Mamma mia. Davvero non vedo l'ora di provare FIFA così, perché tendenzialmente abbiamo dovuto solamente pulirlo il computer, perché se vi ricordate in precedenza i video andavano fluidissimi, poi all'improvviso il computer ha iniziato a darmi problemi. Speriamo che continuano così le cose. Sarebbe fighissimo sia per me che per il canale, ovviamente per la qualità video, anche che spero cresciamo sempre di più. Siamo arrivati addirittura a 120-130 iscritti e questo ovviamente grazie a voi, solamente a voi ovviamente. Ok, sì, ok, ho parlato solamente in generale, ma mentre stiamo facendo una carneficina. Ma qua sopra c'è qualcuno? Io vedo sempre un tizio ma non lo trovo mai. Lo è qui o sta sopra? Vedo, muoviti, dobbiamo aiutare. Meglio ucciderli tutti perché se meglio poi ce li ritroviamo. Tanto... Parti là fuori da solo. Ma da solo, non stai facendo niente giù. Marti! No, no! Cazzo, è morto! L'hanno ammazzato! Giù, dobbiamo andarcene. Non puoi aiutarlo ora. Clemente sta scappando. Andiamo. Quello stronzo lo uccido. Credo che Marty sia morto. Bene.
Andiamo a cercare Sì. Clemente. Pensate che sia finita? Sbagliato, stronzo. Va bene, ce ne sono due. Certo, però anche senza scatti la mia guida fa sempre schifo. Come guidare, va bene? Segui Clemente. La limousine. Ehi Joe, gli occhi ce li ho anch'io, sai? Certo che limousine strana. Ci sto provando, Joe! Quello sciolso mi ha sparato. Volevo dargli addosso per vedere se si fermava. Infatti si è fermata. Il problema è che dobbiamo andare addosso alla limousine nera. Ora tocca a E Clemente. ovviamente la macchina si blocca. Dai, dai, un tavolino che ci occupa la strada, ecco. Vabbè, sta lì. Dai, che inseguimento cazzuto con Joe che spara e non becca nessuno. Tanto quelli li abbiamo buttati anche fuori strada, ma mica si sono fatti niente, no? Sono solo un po' rallentati. Se ora gli vado a tutta birra contro la nera, tutta birra. Grande così, gagliardi e cazzuti. Ci siamo uccisi da soli. Sì, vabbè, il così video è è un finita. po'... Non possiamo essere sicuri senza controllare. bravo. Questo è per Marty. Ora è finita. Andiamo da me, su. Una birra? Dammi il numero di Ed, lo chiamo io. Eh? Sono Joe, è fatta. Tutto a posto? No, cazzo, no. Perché? Marty è morto. Che cosa? L'hanno beccato, l'abbiamo lasciato lì. Ok, Clemente. Fatto. Bene, pazienza per il ragazzo, un piccolo prezzo da pagare. Piccolo, L'importante è che piccolo prezzo! Ora calmati. Ed è il mio cazzo di amico che parla! Ehi, Joe, non pigliartela con me. Era un'idea tua e nessuno ha costretto il ragazzo a venire. Sta a sentire, mi dispiace, ma sono cose che capitano. Passate al Falcon domani. e vedi- vuoi. Col cazzo che ti Va spiace! bene, rilassati ora, eh? Calmati, dispiace pure a me. E più di quanto pensi, ma conoscevi i rischi. Anche tu? Ehi, era un lavoro pericoloso, l'hai portato con noi ed è morto. Ehi, anche in guerra era così. Eddie non lo conosceva, non incolparlo. Non sono dell'umore giusto per questo. Vattene a casa. Va bene. Dammi un minuto per cambiarmi, ok? Mi dispiace, ragazzo. Mi dispiace tanto. Ecco, come abbiamo visto, lato un po' più umano di Joe, a differenza di Vito che sembra una macchina da guerra. E che altro volevo dirvi? Nulla, cioè quello che stavo pensando mentre hanno ucciso tutte quelle persone, sparato con un mitragliatore in mezzo alla gente, quello che mi veniva in mente era una sola cosa. Scusate, ma la polizia dove minchia era? Cioè, abbiamo fatto una specie di guerra là dentro, la polizia nulla. Niente di niente, vabbè, non fa niente. Credo che ora me ne tornerò a casa da solo e credo che questa puntata sia durata abbastanza poco, ma non sapevo sinceramente che fosse così breve la cosa. Però non voglio incominciare già ora un altro capitolo, quindi ci vediamo col prossimo episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto, condividetelo anche perché finalmente siamo ritornati a una qualità migliore, quindi condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, mettete un bel like, finalmente iniziamo a fare video un po' più fighi, almeno visivamente, e quindi commentate. Come sempre un saluto da Useless Video Gamer Italia e da Mike94. Ciao ragazzi.